Amici telespettatori, ben trovati per questa nuova puntata. Questa sera noi, dopo aver festeggiato la promozione dell'Empedoclina nel campionato di promozione, festeggiamo la nostra amata Akragas. L'Akragas che dopo un campionato esaltante, ecco, approda nel campionato di Serie D, un campionato diciamo più importante, che è il primo passo verso quello che potrebbe essere il professionismo puro. Noi alla nostra trasmissione abbiamo voluto dare questa sera un taglio ben diverso dal normale. Voi sapete benissimo che dietro una promozione non c'è soltanto la società che diciamo è l'artefice principale di questa promozione, che ha contribuito notevolmente in maniera economica, ha dato e ha trasmesso serenità e tranquillità alla rosa dei giocatori, allo staff tecnico e a tutto il resto. Ma c'è gente, come quella che noi abbiamo questa sera in studio, che lavora in silenzio e che svolge il lavoro in maniera certosina e ha contribuito notevolmente, ecco, a questo salto di categoria. Infatti non a caso questa sera abbiamo con noi il direttore sportivo Ernesto Russello. Grazie per aver accettato il mio invito. Il nostro capitano Alfonso Cipolla. Buonasera, buonasera. Abbiamo Maurizio Capraro e poi anche Franco Nobile. Buonasera. Questi due praticamente sono stati da sempre nel contesto Akragas, se non vado errato almeno da un ventennio. Quando l'Akragas ha di bisogno, si bussa alla porta di Maurizio Capraro, si bussa alla porta di Francesco Nobile e loro rispondono presente, ripartono magari da zero e poi anche loro si prendono delle belle soddisfazioni come se le sono prese in questa stagione. Allora, Ernesto, che campionato è stato questo dell'Akragas? Un campionato che è partito, mi ricordo 2 giorni dopo che l'Akragas di Deni aveva perso la finale a Martina. Mi chiama il presidente e da lì già subito voleva ripartire subito perché la ferita era fresca e il presidente ha ripuntato. Mi ha chiesto di allestire una squadra, mi ha messo a disposizione un budget importante e mi ha chiesto di allestire la squadra per andare su direttamente. Poi giustamente c'è stato un lavoro certosino insieme ai miei collaboratori, al mister, alla società, e ha fatto sì questo lavoro di portarci il 16 e nella partita del 16 aprile davanti al nostro pubblico, che posso solo inchinarmi davanti a 5.000 persone, vedere la gente, tante donne, signore, mamme, bambini in festa, piangere. Allora è stata la favoletta è andata a lieto fine. È facile dire fai una squadra perché vogliamo vincere, non sempre si vince però. Qual è stato il segreto di questo successo akragantino? No, farlo partire ai tempi giusti, perché il 1° luglio mi ricordo insieme al mister eravamo dalla mattina alla sera dentro l'Esteneto, tassello dopo tassello, abbiamo riconfermato solo Cipolla, Baia e Pavisic dell'anno prima e poi abbiamo iniziato a mettere tassello dopo tassello. Qualcuno mugugnava perché già siamo partiti in ritiro che eravamo in pochi over, però c'erano delle trattative che tu sai che da un giorno all'altro si sboccava e quindi abbiamo costruito questa squadra che devo dire grazie a tutti i ragazzi per la disponibilità, hanno avuto tanto attaccamento a questa maglia. Da subito hanno capito il valore di questa maglia, grazie anche, come dici tu, a gente come Maurizio Capraro, Ciccio Nobile, Gaetano Di Caro, che sono agrigentini e gli hanno fatto capire. Non dobbiamo dimenticare Totò Bottone, non dobbiamo dimenticare Gianfranco Giancarlo Rosato, ma questi fanno parte e della Giovanni dirigenza. Amico, che avevamo invitato però per motivi professionali. Questi fanno parte della non dirigenza. sono potuti essere quindi presenti, anzi noi li salutiamo e speriamo di averle prossimamente sempre in studio. Invece Alfonso Cipolla è stato riconfermato per la 4ª volta
mi sembra, no? Questa era la tua quarta Sì, stagione questa è la con mia l'Agrega. quarta stagione con la maglia dell'Agragas. Per me è un onore indossarla e difenderla, quindi sono molto orgoglioso e felice di questo. Ecco, gli umori dello spogliatoio. Il capitano è quello che nei momenti, diciamo, più importanti, sia in negativo che in positivo, è quello che deve cercare di legare, di unire un po' quelli che sono gli umori dello spogliatoio. Quante volte sei sceso in campo per trasmettere un po' di forza, di grinta ai tuoi compagni? Allora, intanto faccio una premessa: ho avuto dei compagni che sono anche più grandi di me, dove mi hanno aiutato tantissimo quest'anno dentro lo spogliatoio, dove anche io stesso ho imparato tanto da loro. Devo dire che comunque sia bisogna sempre trovare le parole giuste, non è facile, però bisogna sempre trovare le parole giuste, i momenti giusti per dirle, perché in uno spogliatoio si è in tanti. Noi quest'anno eravamo 25/27, quindi capisci bene che non è semplice gestire o comunque far capire determinate cose a tutti, quindi bisogna trovare sempre le parole giuste. E per questo ho avuto dei compagni dove mi hanno aiutato tanto, e forse anche questo ci ha aiutato a vincere, perché siamo riusciti a legare e creare comunque un gruppo importante. Tu hai vinto qualche campionato in passato. Che sapore ha quello vinto con l'Agregas? No, vabbè, ma vincerlo con la maglia dell'Agregas è qualcosa di... non è paragonabile, è indescrivibile. Secondo me la gioia che ho provato domenica vedendo tutta quella gente e conoscere questo piccolo sogno è stato veramente qualcosa di stupendo. Maurizio Capraro, poco fa l'ho detto nella premessa, nei momenti più brutti si è trovato sempre, qualcuno ha sempre bussato, non sempre gli stessi, perché ci sono state tante società che si sono avvicendate, ma chiunque sapeva che bussando alla porta di Maurizio Capraro o di Ciccio Nobile avrebbero risposto a disposizione. E ti devo dire, Carmelo, hai detto tutto tu. Io ti ringrazio per le belle parole che hai fatto, la premessa, anche il direttore Russello che ha spento paroline belle per noi, fanno sempre piacere sentirli, però il cuore non si comanda, quindi questa maglia per me, come per Ciccio, non ha mai avuto né colori né categoria, nel senso che è l'Agregas e basta. Ci siamo sempre stati, però ti devo dire che dalle delusioni che abbiamo avuto negli ultimi anni avevamo bisogno una bella soddisfazione come quest'anno, perché da 3 anni che arrivavamo sempre secondi e quindi si ripartiva sempre, e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta. 20 anni, però anche tu sei cresciuto professionalmente, perché con le promozioni, salendo di categoria, ti sei adeguato anche a dei ruoli molto importanti. Certo, non si finisce mai di imparare, di crescere, di fare esperienza. Poi io quest'anno devo dire che abbiamo fatto veramente un lavoro grandioso con Ernesto, che ci ha sempre messi al primo piano, con la sua grande umiltà che lo contraddistingue da sempre, quindi abbiamo collaborato come veri amici, poi si diventa fratelli. Poi, come diceva Alfonso, quest'anno c'era un gruppo nell'Agregas che veramente tutti che ti rispettavano, ne ho visti passare parecchi giocatori dallo spogliatoio io, Carmelo, però ti devo dire che quello di quest'anno aveva veramente qualcosa che fin da subito si intuiva che era un grandissimo gruppo. Ciccio Nobile invece è colui il quale per l'Agregas tante volte si è sentito pure male. Tante volte ha fatto prendere anche dei grossi spaventi, non solo ai tifosi, ai familiari chiaramente, ma a tutti noi che siamo nella carta stampata. Dice, che cosa è successo? Cosa è successo? Cioè, e qualcuno sempre diceva, è il solito Ciccio Nobile. E allora Ciccio, come si ci sente dopo
questa avventura meravigliosa dell'Akragas e il ritorno in Serie D? Bellissimo Carmelo, bellissimo, dopo, come ha detto Maurizio, il direttore Alfonso, dopo 3 anni di aver perso diciamo all'ultimo la promozione, finalmente ce l'abbiamo fatta. Però ti posso dire una cosa, che in questi anni io ho sofferto tanto, quest'anno meno, anche nell'ultima partita, perché credevo in questo gruppo che il direttore ha fatto, che prima ha preso veri uomini e poi giocatori, e ti dico che non lo so, la gioia non te la so descrivere, perché siamo stati per una famiglia. Poco fa parlavamo anche Toto Principalle, che uno Dove salutiamo Toto? che salutiamo, cioè, veramente il direttore quest'anno non ti dico che ha fatto un miracolo, perché io lo conosco e so come lavora, perché è un burbero, ha l'amicizia, ci tiene, però nel suo lavoro è una persona seria, è un burbero, perché se ha da dirmi qualche cosa a me, che siamo cresciuti assieme, me lo dice, o a Maurizio, a Fofò, però poi i risultati si vedono. Se noi abbiamo vinto è grazie a tutto quello che lui ha costruito insieme alla società, al mister, allo staff, a tutti, però non me ne voglia nessuno, la differenza l'ha fatta il direttore, ma no perché è davanti, perché ha saputo tenere un gruppo fantastico, anche perché abbiamo avuto dei momenti un po' tribolanti e lui era sempre davanti, a mettersi sempre davanti, a tirare la carretta, anche perché la società gli ha dato carta bianca, perché a Russello o gli dai carta bianca o niente. E lui è stato bravissimo a condurci in questa promozione. Per me, io vorrei ricordare una persona che ha collaborato con te, che è Parisi. Ecco, quello che a me domenica mi sono ricordato di lui. Mancava proprio lui. Mancava proprio lui, lo cercavo per una foto e non l'ho visto. E tu lo sai, io ho mio figlio che fa fotografo, però lo cercavo lui e non l'ho visto. Una splendida persona, sempre disponibile. Ed è giusto che io lo ricordi. Parliamo ora di un altro argomento molto importante, il pubblico, il tifoso. Della società mi riservo di parlarne proprio dopo. Il pubblico quest'anno è stato eccezionale, magari è stato un poco scettico all'inizio, ma come si fa a passare dagli 800, 1000 spettatori a 5000? C'è stata, come dice qualcuno, la moltiplicazione dei tifosi, qualcuno moltiplica altre cose. Invece qua all'Essedo si sono moltiplicati i tifosi. Che ruolo hanno avuto i tifosi quest'anno? Ci hanno trascinato sicuramente le ultime 2 partite, le hanno vinte da soli. Vedevo nella faccia dei ragazzi prima della partita, quasi quasi si sapeva pure il risultato. Cioè, uscire dai gradoni dello spogliatoio e vedere quella curva, cioè, non nego che pure a me veniva voglia di giocare, non so che avrei pagato per giocare. Il pubblico sì, quando Agrigento si sveglia comunque l'Esseneto fa paura, e non è la prima volta che l'ha dimostrato. Io ho vinto pure la Serie D qua con Felo allenatore, l'anno prima quando c'era Enrico, 8.000 persone col Savoia. Ecco, secondo me la società, il Presidente lo ha dichiarato ieri, dovrebbe ripartire proprio dal pubblico, che è un valore aggiunto. Noi parliamo di 5.000, ma io ritengo che eravamo molti, ma molto di più. Secondo me c'erano molti bambini sotto i 12 anni, tanti bambini, quindi poi i conti giusti non si possono fare, perché i bambini non pagano, le donne erano gratis fino a venerdì, una marea di famiglie. Quindi secondo me la società, il patron Deni dovrebbe ripartire proprio dallo spettacolo che abbiamo visto tutti l'ultima partita. Invece quando ha sofferto Alfonso Cipolla non giocando ed entrando dentro il rettangolo di gioco con gli oltre 5.000 spettatori? Allora si soffre, stare fuori si soffre già a prescindere, però come diceva il direttore, nel momento in cui si vede quella curva lì,
poi anche forse perché sono di Agrigento e lo si sente di più, è dura però ero tranquillo, fiducioso perché, come diceva lo zio Ciccio, questa squadra ha dimostrato di essere veramente forte ed ero tranquillo e sicuro che avremmo portato a casa i 3 punti e la vittoria del campionato. Gli appelli di Maurizio Capraro durante la settimana, alla vigilia dei partiti molto importanti, c'era sempre il suo invito ai tifosi: venite allo stadio, venite allo stadio. Ti hanno ascoltato, Maurizio? Vabbè, penso che le ultime 2 partite, Carmelo, gli appelli nostri erano solo per onor di cronaca, ma l'euforia che si respirava in giro, in città, noi lo percepivamo anche durante la settimana, gli allenamenti, la tribuna mai piena così, i nostri tifosi che venivano in curva durante la settimana. Cercavamo di mettere il nostro, ma avevamo intuito che sarebbero state 2 domeniche spettacolari e davvero molto emozionanti. Io guardavo quella curva, come dice il direttore, a lui veniva voglia di giocare, a me veniva voglia di andare lì a tifare, perché è stata davvero un'emozione bella. Al primo gol che è successo, Ciccio? No, non ho capito niente. Il primo gol non ho capito più niente, perché cioè, tu vedi un firme di 4 anni davanti. Le 2 finali persi, cioè, ho rivisto tutto in pochi secondi. Tu parli del pubblico, io voglio ricordare che finita il primo tempo con il Gela sono andato sotto dei tifosi e io ho detto: guardate che questa partita la dobbiamo vincere noi, ma voi ci dovete sostenere fino al 100°. Poi abbiamo vinto, e di là è scattata una molla incredibile, perché i tifosi con noi ci sono stati sempre. Poi si sa, in un campionato c'è quella volta che magari c'è la piccola contestazione, però sono stati sempre al nostro fianco, come noi siamo stati al fianco dei tifosi. Ecco, questa è stata un amore grande fin dall'inizio. Qualcuno ci dava per morti, qualcuno diceva che c'era tempesta, qualcuno temporale, ma noi... Il calcio è bello per questo. Sì, anche io non voglio fare polemiche, però anche domenica ho sentito extra time, ma quale extra time? Le partite finiscono quando l'arbitro fischia. Sicuramente. Pure i nostri concorrenti hanno dato rigori oppure hanno vinto dopo il 95. Significa che il lavoro fatto dallo staff del mister, che è giusto ricordare, mister Terranova, Giovanni Costantino, Mineo, Catalano, ne parleremo dopo. Ci hanno dato per dire che noi eravamo veramente... Ne parleremo. Ora il prossimo argomento che affronteremo è quello degli ultras. Ma prima di entrare in questo argomento, che secondo me è basilare, perché senza gli ultras campionati o melanina non se ne trasmette, adrenalina, scusate, non se ne trasmette ai giocatori. Ma prima gustiamoci i festeggiamenti che si sono svolti al Seneto al triplice fischio finale dell'arbitro, con le interviste che sono state fatte dal nostro Arturo Cantella. La regia può mandare queste interviste, è un po' lunghetto, però vale la pena riascoltare l'entusiasmo che è scaturito dallo stadio Seneto. Avevamo fatto una promessa alla città e l'abbiamo mantenuta. Ora da domani inizia un'altra storia. Cosa chiedete all'amministrazione? Quello che chiediamo da 2 anni, il campo in gestione. Il sogno si è avverato, non ci siamo riusciti per un pelo l'anno scorso, quest'anno ce l'abbiamo fatta, la città lo merita, i tifosi hanno risposto, ci vediamo in Serie D tutti quanti insieme per tifare ancora una volta Forza Agregas. Quali programmi affronterete? Sempre e comunque vincenti.
finalmente siamo usciti da un incubo, sembrava una maledizione questa eccellenza, finalmente ce l'abbiamo fatta. Speriamo di poter salire qualche altro gradino e che l'amministrazione, qualcuno ci dia anche una mano nel ristrutturare questo impianto che necessita sicuramente di miglioria. Sindaco, un commento a caldo di questa vittoria. Sì, è un'estrema gioia vedere la propria squadra che supera finalmente lo scoglio finale, siamo finalmente in Serie D. Questa è una partita anche che voglio dedicare a tutta la mia città, perché è la seconda partita che vedo, 2 vittorie, quindi anche io ho portato fortuna alla mia città. Agrigento, capitale della cultura, 25 Agrigento in Serie D. Agrigento è fortunata, capitale della cultura anche in Serie D, ma ora la proprietà vuole il campo in gestione. Agrigento è fortunata, però l'impegno è nostro, è stato massimo e io voglio incitare tutti i miei concittadini a lavorare insieme perché Agrigento lo merita, Agrigento lo merita. Questa è una grande vittoria e dimostra anche l'impegno di questi bravissimi ragazzi, di questi giocatori che hanno dato veramente l'anima oggi per poter superare questo traguardo. È un sindaco fortunato lei. Ma se lo dite voi, questo non lo so, i risultati però si iniziano a vedere. Comunque sindaco, a parte ora l'entusiasmo, il campo ha bisogno di una gestione perché affrontare la Serie D ci vogliono le luci, insomma cosa farete? Ma guarda, già i progetti sono in cantiere, il traguardo che abbiamo raggiunto a Roma e quello di oggi saranno da volano per stimolarci per andare velocissimi e poter finire entro, spero, il 2023 i lavori che avevamo programmato. La vittoria! Una bellissima giornata oggi di nuovo per Agrigento, una giornata meravigliosa. Siamo felici perché abbiamo visto uno stadio Seneto inedito, veramente questo è lo stadio che dovrebbe essere così ogni domenica di qualsiasi partita di campionato e non solo le ultime partite come oggi. Agrigento oggi è capitale anche dello sport e del calcio, quindi questa vittoria e questa promozione in Serie D sicuramente è un tassello importante a quella che è Agrigento capitale della cultura e adesso da subito immediatamente al lavoro per il prossimo anno già contatteremo con la società immediatamente per progettare un futuro prospero per questa squadra e per il tempio del calcio agrigentino che è lo stadio Seneto. La società chiede la gestione del campo, la Serie D è impegnativa, ci vogliono le luci, insomma qual è l'intenzione dell'amministrazione? L'intenzione dell'amministrazione è di stare a fianco di questa società, quindi adesso a partire dalla gestione del campo, a partire anche dal reperimento di fondi sia per il sostegno della squadra, quindi gli sponsor e anche la manutenzione di questo stadio, siamo a disposizione, siamo con la società e con chiunque vorrà collaborare a questo progetto. Gerardo Piparo, un tifoso dell'Agragas, ma anche un consigliere comunale, la società chiede risposte per poter affrontare con serenità il campionato di Serie D, non è poco. Sì, sicuramente io ho indossato anche la maglia dell'Agragas e quindi so cosa vuol dire essere giocatore dell'Agragas e soprattutto essere cittadino di Agrigento, giocatore dell'Agragas. Quanto allo stadio e tutto il resto sicuramente faremo nel nostro meglio e ci impegneremo al massimo per trovare le soluzioni giuste al momento giusto. Agrigento diciamo che sta vivendo un momento fortunato, capitale della cultura, la promozione in Serie D, insomma. Un mese spettacolare, aprile 2023 è stato veramente un anno meraviglioso per la città di Agrigento. Dopo Agrigento diciamo l'Agragas che sta in Serie D, ma non so, una grande programmazione per il 2024, sia di eventi ma anche e soprattutto di sostegno alla squadra. Non dobbiamo dimenticare che oltre l'Agragas dobbiamo foreggiare anche di più in maniera anche economica anche la Fortitudo, ma oggi siamo qua a festeggiare l'Agragas e ci dobbiamo impegnare, prima persona ci impegneremo affinché questo stadio abbia un nuovo look, quindi oggi godiamoci questa festa. Forza Agragas! Anche Peppe Milano presente a questa festa. Non potevo mancare da Agrigentino Doc, io faccio i complimenti al presidente Teni per questa grandissima questa gioia che ha dato alla città, una città che merita, una città in trampolino di lancio, ci sono tante cose belle che sono successe e tante altre ne succederanno. Viva Agrigento! Cari Oneri, allora parliamo di questa vittoria, una vittoria bella, quella di oggi, ma importante è la vittoria in Serie D. È stato un anno difficile, travagliato, siamo stati un gruppo vero che dalla prima all'ultima giornata non si è mai abbattuto, anche quando siamo passati secondi, e penso che questo campionato vinto ce lo meritiamo tutti, dalla società a noi calciatori
vittoria allo staff. Siamo felici per la vittoria, 3-0, è stata una bella partita. Noi in cuor nostro lo sapevamo che se noi ci siamo con la testa possiamo sfidare chiunque. L'importante era vincere, abbiamo fatto 2 gol e poi ci stiamo godendo questa festa che aspettavano da un paio di anni. Il parere di qualche collega, Carmelo, allora sei venuto apposta da Roma per festeggiare questa vittoria in promozione in Serie D. Un commento, anche se tu li hai sempre seguite le partite. Intanto è una grande gioia essere qui, partecipare a questa festa che è una festa della città. Sono molto contento di vedere, lo dicevo anche nell'appello, tante famiglie, tanti bambini, è davvero una grande festa per tutta la città. Tornare in Serie D è una base di partenza, è importante. Da qui ecco, si può costruire il futuro calcistico che passa da diversi aspetti, però sicuramente è importante esserci e quindi godiamoci questa festa. Contento di questa vittoria? Contentissimo, mi sembra di rivivere i tempi della promozione dalla Serie D alla C2 nel 1980-81. Merito un po' di tutti, principalmente della società, dei ragazzi, dello staff tecnico e principalmente del pubblico che ci ha seguito e incitato dall'inizio fino alla fine. Grande merito a loro. Come si affronterà ora la Serie D? Ma io mi auguro che adesso, perché in Serie D giustamente ora è un campionato diverso dall'eccellenza, un po' come un campionato dove ci sono più spese, è un campionato dove troverai delle grosse squadre, bisogna attrezzarsi. Adesso vediamo il programma della società, intanto godiamoci questa meritata promozione in Serie D e penso che al più presto la società comincerà a lavorare per il futuro. Abbiamo fiducia nella società perché il Presidente Teni ha dimostrato in questi 2 anni davvero con grossi sacrifici che si è messo in testa di portare questa squadra in D e chissà magari che non riusciamo a portarla anche in G. Roberta Lala, dai, godiamoci questa festa. Un momento immenso di gioia dopo tanto gridare, sostenere, incitare, ce l'abbiamo fatta, anche per chi non ci credeva. Da Agregas in Serie D andremo avanti, non ci fermiamo qua. Un grazie a tutti i ragazzi e sempre forza gigante. Dopo anni sono tornato al campo. Sentiamo lo chef, Carmelo, allora non poteva mancare la torta per l'Agragas, un commento. Allora, oggi abbiamo avuto veramente una grande gioia, possiamo condividere questa eccellenza dell'Agragas. Oggi abbiamo dedicato una torta, grazie per l'invito sia al Presidente che anche ai miei colleghi che mi hanno aiutato. Che torta è? Questa è la torta con la ricotta. Ovviamente tutta fatta artigianalmente a mano, compreso la torta, compreso tutto quello che vedete qua nella cosa, pesa circa forse qualcosa più di 150 kg, è a base di ricotta e bagna l'arancia, e poi si bagna la vaniglia. Tanti auguri all'Agragas. Tanti auguri all'Agragas. Scusatemi, che ciò? Allora, che non facete un po' di spazio, la torta, stiamo comendo un casino, capito? Abbiamo uno dei più giovani tifosi dell'Agragas, è arrivata e abbiamo vinto il campionato, quindi primo giorno di partita, meglio di così non poteva iniziare. Dai, un commento. Sono veramente felice perché lo aspettavo da tanto, dopo tante delusioni in questi 4 anni sono riuscito insieme ai miei compagni e insieme alla città a onorare questo sogno. Sentiamo un altro giocatore dell'Agragas, commento a caldo di questa vittoria. Molto contento, siamo felici che le persone di una vez por tutte stanno raccogliendo i frutti della società. Il tuo nome? Juan Manuel Barrera. E allora abbiamo gustato un po' quella che è stata la festa dell'Agragas il giorno 16 aprile. Una bella festa con tanto di torta, complimenti al pasticcere Giovanni Mangione, che non solo è un bravo pasticcere ma è anche un tifoso dell'Agragas, vero Ciccio? Sì, è un tifoso, è uno che anche quando c'è la festa San Calogero omaggia che fa una torta e lo voglio ringraziare pubblicamente per quello che ha fatto, perché in 2 ore e mezzo fare una torta di 200 kg e passa non era facile. Come avete visto
la gente era là e abbiamo visto pure il nostro grande Matteo Colucci, che è uno di noi, perché Matteo è uno della società, collabora con la società e voi sapete, Matteo è stato un grande giocatore, una bandiera dell'Agras e fa onore che noi siamo vicini con lui, ecco, è veramente uno spettacolo bello. Avevamo preannunciato poco fa, gli Ultras quando sono stati importanti, Ernesto? Ma soprattutto lo zoccolo duro della Curva Sud, cioè quelli che ci seguivano fuori casa, quelli che dal primo giorno di allenamento ci hanno dato la loro vicinanza. Questi lo dobbiamo ringraziare, che sono gente che nelle ultime partite, finito il loro lavoro, si riunivano fino a tarda notte per preparare coreografie. Sì. Sono tutti ragazzi che siamo da Agrigento, ci conosciamo, loro sanno la stima che noi abbiamo nei loro confronti. Quindi questo binomio è nato squadra-società, è stata qualcosa che ci ha dato qualcosa in più per riuscire a vincere questo campionato. Invece la squadra come sente gli Ultras quando si scende in campo? Nei momenti specialmente un po' particolari, difficili della partita. Allora, quando gli Ultra ti spingono, sono veramente l'arma in più, il 12° uomo in campo, perché ti danno una carica, una voglia che non dico che non ce l'hai, ma che ti aumenta, perché se pensiamo che c'è gente che lascia lavoro, famiglia, e la domenica che magari è il giorno di riposo. E segue la squadra anche fuori casa? Sì, seguono. E quest'anno sono state determinanti. Seguono la squadra ovunque, quindi quando qualcuno capisce realmente l'attaccamento che hanno queste persone verso la maglia e quindi capiscono l'importanza della maglia, ti danno una carica pazzesca. Sicuramente. Maurizio, il tuo rapporto con gli Ultras? Carmelo, tu sei nato Ultras, mi ricordo. Come vuoi che sia, ci sentiamo, mi sento personalmente anche uno di loro, perché sempre a disposizione, anche fuori casa ci mettevamo tutto quello che potevamo per farli entrare, a disposizione per i biglietti, per gli accrediti. Ci siamo sempre stati noi per loro e loro per noi, quindi il nostro rapporto è favoloso. Poi, come diceva il direttore, ci sono quei 20-25 che dall'inizio di agosto, anziché andare a mare, venivano sempre, perché ora magari vedere la curva piena fa piacere, però proprio il perno duro erano il gruppetto che ci ha sempre seguiti, quindi ci sentivamo in continuazione, qualunque cosa gli serviva ci mettevamo a disposizione, anche con l'avvocato Rosato, che voglio citare, non è qui stasera, ma ha svolto anche lui un grandissimo lavoro sia in questa stagione sia nello spogliatoio, ma anche nella mediazione con i tifosi. Giancarlo è stato pure uno sempre disponibile e mai tirarsi indietro, e tutta la società, giusto? Però citiamo, diciamo, quelli che erano più presenti allo stadio, magari il presidente e il vicepresidente per impegni lavorativi erano lontano, però questi eravamo sempre lì a loro disposizione. Ciccio, tu hai chiamato sempre i tifosi i miei fratelli minori. Sì, perché io mi sento uno di loro. E per me è un onore questo, infatti, come ha detto Maurizio, siamo partiti anche quest'anno, eravamo pochi, però poi alla fine siamo stati 5.000, però come diceva il direttore, lo zoccolo duro è quello, e vedere gente che magari c'erano 2 gruppi, 3 gruppi, poi vederli tutti assieme, perché poi per il bene dell'Agras si sono messi assieme, e questi sono i risultati che alla fine abbiamo raggiunto tutti assieme. Ecco, il tifoso deve essere spinto, se lui è spinto spinge pure noi, e ci siamo riusciti alla grande, come diceva Maurizio, perché poi alla fine tu la domenica la vivi così, quando vengono fuori tu vedi il tifoso che magari durante la settimana non va a prendersi la pizza perché c'ha la trasferta e questo per noi è stato dargli quella gioia
per noi è stata la cosa più bella che potevamo fare. Quest'anno è stato un Agragas internazionale. Quest'anno, io l'ho scritto anche sul mio quotidiano La Sicilia, c'erano 8 stranieri, 6 argentini e 2 di origine nordafricana, di cui uno chiaramente, sto parlando di Mansour, invece è italiano a tutti gli effetti, ma è di origine, mi sembra, marocchina. È un oriundo napoletano a tutti gli effetti. È un oriundo napoletano a tutti gli effetti. No, è nato a Napoli, è nato a Villaricca, ma è di origine marocchina, i suoi sono marocchini. Ma c'è da dire una cosa, che il clan degli argentini sicuramente avranno fatto la differenza quest'anno. No, la differenza l'hanno fatto tutti i certo, ragazzi. No, sicuramente. C'è gente che gli argentini per natura, per caratteristiche, sono quelli che si avvicinano di più al calcio europeo, anche a livello tattico. Poi gente come Barrera e Semensin da loro stesso già avevano giocato in Italia. Ma come si fa a trovare questa gente, Ernesto? Barrera l'abbiamo visto in finale col Martina Franca e di da loro... No, i rapporti, chiaramente tu ti sentirai con altri colleghi, no? E chiederai magari un parere sui giocatori. Sì, ma noi grazie alla società col mister avevamo l'abbonamento di West Scout, ti fanno vedere partite in tutto il mondo, cioè di ognuno di loro ci vedevamo 5, 6, 7 partite, quindi non è che erano eterni sconosciuti, che uno piglia e chiude gli occhi. I contatti vengono più sì, facili. Vabbè, hanno tutti lo stesso procuratore, un ragazzo che è un ex giocatore che io conosco da una vita, Leo Secondi, e ci siamo fidati vedendo pure video, le caratteristiche e tutto, ma sono ragazzi, guarda, sono splendidi, ragazzi veramente che vivono il calcio come proprio un lavoro, non hanno vizi, non hanno niente. Poi ho visto che Elezai per esempio ha un ottimo rapporto con Camoranesi, l'ex giocatore della nazionale e della Juventus. Elezai è un altro zingaro, Elezai è un italo-albanese che... Ah, non è argentino? No, Elezai è un italo-albanese. Scusate. Un ragazzo pure, gli vogliamo tanto bene Antonio, spesso era beccato da tutti e non ti dico perché. Però. Vabbè, lo sapete voi, a noi non interessa. Comunque anche lui è stato molto bravo, ha dato tranquillità a tutto l'assetto. Tra l'altro che abbiamo preso in corsa, giocava a Sant'Agata, aveva poco spazio e ci ha dato una grossa mano d'aiuto. E Jacobi, ragazzo che per ora è in rappresentativa regionale. Sì. Addirittura ha 3 passaporti, secondo quale usa... Mi sembra che sia spagnolo. Spagnolo e vive di origine marocchina, ha il passaporto spagnolo e ce l'ha pure francese. È residente a Marsiglia. Residente a Marsiglia. È residente a Marsiglia. Vabbè, come ti sei trovato con questi compagni? Completamente nuovi, perché praticamente se tu li conoscevi così dal punto di vista professionale, però non avevi avuto mai un contatto diretto. Vabbè, ogni anno quasi sempre si cambia squadra, o comunque la squadra difficile che trovi sempre gli stessi compagni, e magari in una rosa ne conosci 3-4 perché ci hai giocato in passato, lo hai avuto come avversari, ci conosciamo, però come diceva il direttore quest'anno c'erano ragazzi splendidi. Veramente tutte delle brave persone e ci siamo ritrovati tutti nello stesso spogliatoio, quindi ovviamente durante la stagione ci possono essere delle incomprensioni, delle cose, delle vedute diverse, però è stato facile creare dei rapporti appunto perché si era delle brave persone, questo, ripeto, ci ha aiutato tanto. Bisogna essere obiettivi per superare tutte le problematiche che ci possono essere in uno spogliatoio. Sì, sì. Maurizio, chiaramente venendo da fuori ed essendo anche la maggior parte stranieri, la logistica va curata in una certa maniera, no? Sì, certo, ci siamo adeguati, molti dobbiamo dire che già parlavano l'italiano, come ha detto Ernesto, già un paio giocavano in Italia, Semensin era a Fasano, Barrera era a Martina, Elezai giocava pure in Italia,
Jacobi era a Sant'Agata, no, a livello di lingue ci siamo in qualche modo affidati, ecco, alla loro conoscenza che già in parte sapevano, però ci capivamo anche con qualcuno tipo Briones. Il primo giorno che è arrivato, che io sono andato a prenderlo all'aeroporto, praticamente mi sono fatto da Palermo ad Agrigento a parlare con lui con il gesto, con il traduttore. È stato Ciccio, bello. tu l'argentino lo parli perfettamente, no? Sì, io somigli molto a Maradona, l'unico appunto che faccio al direttore è uno che non, quando ha preso questi giocatori non ha preso un psicologo, perché diciamo che c'era bisogno e molto, però hanno lavorato molto Totò Bottone e Stefano Frassetto con loro. No, Carmelo, diciamo, te l'ho detto poco fa, il direttore ha fatto una squadra di uomini e poi il campo ha dato il responso dei giocatori che erano, però ha preso veramente degli uomini fantastici. Io come il direttore ne ho visti tanti, però questo è stato un gruppo dove quando ci davano per morti, noi ormai lo possiamo dire, il mercoledì facevamo le mangiate, o si vinceva o si perdeva, noi sempre arrostire, cioè, la gente diceva ad Agrigento c'è tempesta, c'è temporale, no, ad Agrigento si mangiava senza dire niente, nel bene e nel male, e questo, per questo ti dico che era un gruppo fortificato e grande. Ernesto, gli under, dobbiamo spendere qualche parola anche sugli under, sono stati determinanti e quelli che praticamente sono scesi in campo, magari per la prima volta, hanno dato chiari segni anche di una certa maturità, perché vedere giocare Baio, il Vizzini o il Bruni, i vari Bruno, scusate se dimentico qualcuno, ma hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. Questi saranno sicuramente l'ossatura futura dell'Agragas. Sì, vabbè, dai, Bernardo Baio non lo trattavamo manco da under, almeno un ragazzo esperiente, già è il terzo anno che gioca, che si fa l'eccellenza, mentre gli altri qualcuno sì, è stata una lieta scoperta. Ora abbiamo aggregati sin da subito 3-4-2005 e tutti di Agrigento che da luglio ad aprile hanno avuto una crescita esponenziale bellissima. Quindi il prossimo anno magari in un campionato di D, che è obbligatorio, a oggi se non cambia la regola. 4 mi sembra sono. A oggi sono 4, forse non so, c'era qualche notizia che la volevano portare a 2, però il 2005, il prossimo anno, è obbligatorio dentro il campo. Noi ripartiamo da, come dice Ciccio, da Scozzari, da Dispensa, da Messina, da Bruno, gente pure di Agrigento che è pronta il prossimo anno. Sarà l'annata sua del 2005. Invece Desiderio Garufo e Caccetta, quando saranno stati importanti per questi giovani? No, tantissimo, due ragazzi, intanto due professionisti dentro e fuori, se hanno una certa età ancora si permettono di farsi 98 minuti, sia dietro si curano come hanno sempre fatto, gente che ha fatto la B, Garufo ha vinto tanti campionati, Caccetta ha fatto gol a San Siro. Bravo, quelli non ci sono parole, hanno trascinato anche a livello psicologico il gruppo, uno perché si sente biancazzurro, Garufo, l'altro perché ce l'ha dentro, è un leader silenzioso. Noi avevamo Cipolla con la fascia di capitano, ma non me lo posso dire, c'erano 3-4 capitani lì dentro, chi lo faceva in silenzio, chi gridava, chi dava consigli. Un gruppo forte, un gruppo solido, altrimenti in momenti di difficoltà era difficile poi tirarci avanti, perché poi c'era la pressione, era tanta, perché si avvertiva che tu dovevi vincere. Tu quando hai gente come Cipolla, Caccetta, Garufo, che ne so, Elezzai, sei destinata quasi quasi a vincere. Certo. Quindi non è qua era tutta dal lunedì alla domenica si pensava alla vittoria solo. Un centrocampo pazzesco, ma la difesa è stata eccezionale quest'anno. 9 gol, la migliore difesa d'Italia dalla Serie A all'eccellenza. Sì, diciamo che questo è un
un orgoglio, perché comunque vuol dire che abbiamo lavorato bene e i sacrifici che abbiamo fatto durante l'anno sono stati ripagati, perché non solo siamo stati la miglior difesa del nostro girone, che comunque sia quello è l'obiettivo, mettiamo così, minimo per chi come noi difensori, poi essere di tutta Italia penso che sia qualcosa di fantastico, quindi penso che tutti, perché comunque a giro abbiamo dato il nostro contributo tutti durante l'anno, non c'è stato chi più e chi meno, ha contribuito a arrivare a questo record che, ripeto, è fantastico. Maurizio, ci sono state 2 avversari quest'anno che non hanno permesso all'Agragas di guadagnare più di 2 punti. Una si chiama Casteldaccia e l'altra si chiama Castellammare. 2 avversari tosti che hanno dimostrato alla lunga o di conoscere troppo bene l'Agragas oppure di esaltarsi contro l'Agragas. Pareggio in casa, pareggio fuori casa. Vabbè, diciamo che noi col Castellammare già da 3-4 anni non abbiamo tanta fortuna. Prova ne che la partita proprio quella clamorosa, quella del ritorno, dove praticamente non avevano nemmeno passato il centrocampo e al 92esimo abbiamo subito un gol molto ingenuo. Col Casteldaccia è capitato la gara di andata che abbiamo preso gol dopo 1 minuto, quindi è stata subito in salita. Al ritorno invece abbiamo peccato una giornata che ci sta, pure nel calcio una giornata non felice, però sostanzialmente erano 2 buone squadre che poi alla fine si sono riuscite a salvare. 1-1 fuori casa e 1-1 in casa. Sì. Però il Casteldaccia ti ricordo che ha anche bloccato Lenna sul pari. Ci sono state delle partite difficili, cioè non è che è stata dura solo per l'Agragas, con questi avversari hanno fatto fatica anche le altre squadre. Invece le uniche sconfitte, Ciccio, Enna e Oratorio, San Giro e San Giorgio. Guarda, Enna, che se ne dica, ci hanno fatto forse un tiro in porta, se non ricordo, del gol e basta. Quella era una partita che noi dovevamo vincere alla grande, però poi il campo ha detto che abbiamo perso, così contro il Marineo. Abbiamo perso, però abbiamo calcio di punizione, mi ricordo, sì. Messina mi sembra che no, maggio. Però poi abbiamo sempre rialzato la testa e siamo andati avanti. Come dicevi tu, secondo me è stata fatta apposta anche arrivare alle ultime 2 partite così, perché i giocatori, sapendo la loro forza che avevano, sapendo che lo vincevano il campionato, così portiamo tutti, Agrigento lo portiamo e il Provincia lo portiamo all'Essenete, e così è stato. Per qualcuno che diceva che il campionato non l'abbiamo vinto, Carmelo diceva un vincito campionato, io ti dico che il campionato l'abbiamo vinto, siamo in Serie D, penso che se è un professionista dovrebbe delle scuse non a noi ma alla città di Agrigento per quello che ha fatto e ha detto. Va bene, una nota di solo colore, per questa persona, non per altri, perché gli altri ci hanno sempre rispettato per un rispetto della città. Come io, se sbaglio con Ne, chiedo scusa, dico, siccome siamo in Serie D è giusto ricordarglielo che il campionato l'abbiamo vinto. E un campionato si vince anche avendo alle spalle una società solida. Quest'anno è stata una quest'anno società... ho detto all'inizio io, Carmelo, dopo 3 giorni della sconfitta di Martina Franca, un presidente che vuole ripartire a 1000 all'ora c'è da fare subito l'inchino. Sia Deni, Cala, magari me ne dimentico qualcuno, ma soprattutto l'avvocato Rosato pure, che Giancarlo per noi è stato fondamentale. Giancarlo ha fatto sentire la vicinanza giornaliera pure. Qualsiasi problema, quando Deni era fuori, Callari, c'era sempre Rosato. Bottone, il dottore Bottone, smontava dal lavoro e veniva allo stadio. Quindi gente che hanno voluto loro a tutti i costi, che senza di loro come si fa a vincere? No, gente che in 2 anni il gruppo Deni ha fatto dei numeri, non ci ha fatto mai mancare niente. Il giusto, quello che chiediamo è solo il giusto, perché il lusso non piace a nessuno, non ce l'ha mai fatto mancare.
Quando avete sentito il fiato della società, Alfonso? La società è stata chiara fin da subito, sia allestendo la rosa, questa squadra, ma anche dicendocelo chiaramente in faccia. Poco fa si parlava di pressione e ne abbiamo avuto tanta, perché c'è stato un periodo non felice dove magari si pensava pure che non poteva arrivare l'obiettivo finale. Le ultime partite, quando magari a Castellammare abbiamo fatto quel passo falso e potevamo compromettere tutto, si è cominciata a sentire la pressione, perché la società ribadiva sempre il discorso iniziale, però da grande squadra, da grandi giocatori, siamo riusciti a trasformare questa pressione in pressione comunque positiva per agguantare il campionato. Maurizio, la società si è affidata, diciamo, alla vecchia guardia ad occhi chiusi. Anche questo è stato un segreto perché dal punto di vista organizzativo è andato bene. Sì, la società si è affidata a quelli, diciamo, che già c'eravamo l'anno scorso, tranne il direttore che è venuto, come dice lui, dopo 2 giorni. L'anno scorso c'era Cammarata, quest'anno il presidente Deni si è affidato a Ernesto, e poi, diciamo, l'ossatura all'interno siamo rimasti quelli che siamo tutti a livello organizzativo, quindi noi abbiamo ricambiato la fiducia della società facendo del nostro meglio e, come dicevi tu all'inizio, eravamo sempre praticamente buttati di là la mattina alla sera. Il lavoro a livello tecnico, il capolavoro l'ha fatto Ernesto, noi ci potevamo mettere il cuore, l'anima, la voglia, la passione, le ore, il sacrificio, però se poi non hai una società forte e un direttore che ha costruito la squadra in maniera impeccabile, avevamo poco da dire. Salvo qualche momento il terreno dello Stadio Seneto si è presentato quest'anno, diciamo, in maniera egregia rispetto agli altri anni. Sì, c'è stato un grande lavoro della società, perché tenere lo stadio così come quest'anno non era facile, anche perché abbiamo fatto la semina a dicembre e ce la siamo portati fino a ora, e ti posso dire che c'è un lavoro enorme, perché tagliare il campo 2 volte alla settimana non è facile, curarlo per bene con l'acqua, però la società ci credeva e ci siamo riusciti. Carmelo, volevo dirti una cosa, io domenica quando ho acceso il telefonino, la prima telefonata l'ho avuto, lo voglio ringraziare, da Rino Castronovo, il presidente del Pro Favara, e di alcuni dirigenti. Ecco, io mi auguro di fargli pure io la telefonata a fine playoff, perché sarebbe bello per me. Lo volevo ringraziare pubblicamente. Tanti auguri anche ai cugini di Favara. Perché è stata una cosa bellissima. Mi è rimasta veramente dentro questa cosa, perché molti dirigenti della Pro Favara hanno... Ma tante altre società, dobbiamo dire pure, anche Martina, io penso che anche il telefono del direttore, di tutti noi, sono arrivati una miriade di messaggi che non ti riuscivano il presidente del Martina Franca, che si è congratulato con noi, e tutte le altre società, però dico, sto parlando di questo per fare capire a qualcuno l'amicizia che c'è fuori del campo anche con gli altri dirigenti. Ecco. Mi sono riservato di parlare come ultimo argomento del tecnico, dello staff tecnico dell'Agregas. Nicolò Terranova con i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro egregio, perché gestire una squadra fatta di uomini esperti e gestirla in una certa maniera non è che sia una cosa tanto facile. I campionati si vincono pure con una panchina degna, con i ricambi giusti, ma bisogna anche saperli inserire al momento giusto. No, Terranova è l'allenatore dell'Agregas, quindi è stato il condottiero di questa squadra. Il mister
come tutti abbiamo pregi e difetti, ma ha tanti pregi. È un grande lavoratore, un professionista, uno che non si risparmia di niente, uno che cura i minimi particolari, e a volte maniacale pure. Magari studia anche gli avversari. No, studia pure il letto dove dormono gli avversari, non lo so, studia, cura l'alimentazione, sta lì sul pezzo dalla mattina alla sera. E gli faccio pubblicamente complimenti perché Nicola se lo merita, ha dato tanto a questa squadra, a questa società in 1 anno e mezzo, che anche l'anno scorso è subentrato e poi ha fatto benissimo. Quest'anno c'è stato il lavoro dal 1° luglio che è con me, cioè più vedevo lui che mia moglie, quindi figurati, stavamo 20 ore al giorno insieme, non si stancava mai, non aveva mai fame, non beveva mai, non lo so, sempre là. Quindi gli faccio i complimenti a lui e al suo staff, che è formato da Pietro Catalano, una persona squisita. Giovanni Costantino, che è 4 anni che ci lavora, l'anno scorso lo aveva a San Cataldo pure, con il professore Mineo, un annuente del gruppo Terranova, si è dimostrato che i ragazzi correvano fino alla fine. Quindi complimenti veramente al lavoro che hanno fatto tutto lo staff e complimenti a chi ha lavorato sotto l'aspetto sanitario, Stefano Frassetto, Totò Bottone, qualsiasi orario della notte, del giorno avevano bisogno, c'è stato il periodo di virus, non di Covid, di virus intestinali, di cose, quindi pure di notte Totò interveniva con i ragazzi, quindi complimenti, quando si vince complimenti a tutti comunque. Parliamo un pochettino di quello che può riservare a livello tuo personale, perché noi sappiamo che i giocatori, come anche i direttori sportivi, tante volte sono soggetti a fare 1 anno qua, 1 anno là, non so, forse ancora è troppo presto per parlare di futuro. Tu sei contrattualizzato fino alla fine di giugno, mi sembra, sì, no? Sì, sì. Quindi sei a disposizione. Ancora non avete parlato con il Presidente? No, vabbè, ci sono stati 2 o 3 giorni, devo dire, di festeggiamenti. Ancora siamo meritati, in festaiolo. Quindi il Presidente ha fatto un piano già per liberare i ragazzi, e anche a livello economico, perché il Presidente paga tutti i rimborsi di spesa, ha sistemato tutte le date e tutte le cose. Quindi io penso che a giorni... non so, aspetto qualche chiamata, perché è bello dire ma i matrimoni si fanno in 2, poi l'esperienza mi dice che se domani subentrano altri soci, perché poi la DIA da Agrigento è allettante e vogliono cambiare qualche figura, quindi ognuno di noi ci si guarda intorno pure, come fanno i giocatori facciamo noi. Un libero professionista. Non è una cosa scontata vincere il campionato e rimanere. Cioè, la mia priorità è sempre l'Agas, perché abito a 2 chilometri dallo stadio, quindi figurati, sono agrigentino. Mi piacerebbe rimanere con un progetto serio, perché no, però stimolante, diciamo. I matrimoni si fanno in 2. È chiaro. E per quanto riguarda invece i giocatori, invece come siete rimasti? No, vabbè, i giocatori lo sai, vabbè, quelli è la sua vita, quindi lo sanno come funziona il calcio. Quest'anno sono qua, qualcuno avrà qualche richiesta di società importanti sicuramente, qualcuno ha fatto bene, più giovani, però la maggior parte mi ha manifestato la voglia di rimanere. E Agrigento è come benvenuto al sud, no? Tu vieni a luglio con 40 gradi, ti lamenti e poi non se ne vuole andare più nessuno. Succede spesso così. Intanto però ecco, siamo quasi alla conclusione di questa puntata pro Akragas. Dopo il dolce c'è anche un po' di amaro, perché non tutte le cose sono andate per il giusto verso. Chiaramente per intavolare un discorso futuro bisogna optare per alcune scelte molto importanti, e Deni in questi giorni, come durante l'anno, ha fatto delle richieste ben precise all'amministrazione comunale. Tutto è in fase embrionale, si parla che da un momento all'altro si dovrebbe sbloccare una certa situazione, però come spesso succede in Italia, la burocrazia purtroppo è troppo lenta. Noi, ora che passiamo ai saluti, manderemo la conferenza stampa del Presidente del Patrono Giuseppe Deni,
che spiega in maniera semplice, ma diciamo anche pacata, quali sono i problemi che potrebbero affliggere il calcio ad Agrigento. Io ringrazio il DS Ernesto Russello, spero di averlo altre volte, magari con l'Agregas. Grazie a te Carmelo. Ringrazio Alfonso Cipolla, a cui auguro di continuare a giocare fino a che è possibile. Grazie. Maurizio, gli dico soltanto ci vedremo sempre e anche in futuro, permettendo, salute permettendo, e così la stessa cosa lo dico pure a Ciccio Nobile. Io ringrazio Forza Agregas, grazie a voi Forza Agregas, ringrazio tutti i nostri amici telespettatori e tifosi dell'Agregas, ed ora vi lascio a questo speciale di conferenza stampa con il patrono Giuseppe Deni. Arrivederci. Ho convocato questa conferenza stampa per fare un poco di chiarezza su tutte le voci che sono intercorse dopo la vittoria del campionato che ci ha visti promossi nella serie superiore. Vorrei partire un po' da lontano, da quanto io nell'agosto del 2021-2022 rilevai il 96% dell'Agregas. Ricordo che quei giorni erano giorni un po' così travagliati, perché volevamo fare una squadra che potesse competere per la vittoria finale di quel campionato, e a tutte le telefonate ci sentivamo rispondere picche perché i giocatori in Agregas non volevano venire, perché l'anno prima diciamo che la gestione non era stata alquanto, diciamo così, oculata, c'erano un po' di situazioni incancrenite, e malgrado tutte le difficoltà, malgrado tutte le dicerie, anche ricordo che siamo anche stati colpiti dal fuoco amico, perché c'era qualche sito che si spaccia per tifosi, per ultras dell'Agregas, che ci avevano attaccato, e qualcuno ebbe anche a dire che non avevamo i soldi per comprare le magliette. Poi abbiamo dimostrato che quell'Agregas ha fatto un campionato importante, siamo arrivati secondi nel campionato e abbiamo disputato i playoff nazionali arrivando alla finalissima, e poi sfortunatamente la perdemmo. Però abbiamo dimostrato che la dirigenza, la società, la squadra, tutte le componenti erano adeguate, e eravamo molto contenti di quello che avevamo realizzato. È chiaro che io ho sempre detto che venivo in Agregas per scrivere una pagina di storia calcistica ad Agrigento, non tanto per fare il cosiddetto campionato di metà classifica, un campionato così anonimo, e diede disposizioni a tutto il mio staff, al direttore sportivo, di organizzare e strutturare una compagine che doveva, diciamo così, recitare un ruolo da protagonista, come poi successe. Siamo stati per lungo tempo i primi in classifica durante tutto il percorso del campionato, e per ultimo abbiamo vinto questo campionato e possiamo militare nella categoria superiore, significa la Serie D, che ritengo ancora sia inadeguata per il blasone dell'Agregas. Ancora possiamo alzare l'asticella, e su questo stiamo riflettendo. Siamo stati investiti da un sacco di polemiche. Io da 2 anni che mi rivolgo all'amministrazione comunale, anche con animo pacifico alle volte, con animo meno pacifico altre volte, però con un obiettivo che ritenevo fosse un obiettivo comune, cioè quello di creare quelle condizioni per poter fare un percorso importante, un percorso che vedesse l'Agregas nelle categorie che ci competono. E ritenevo che tutto questo non fosse possibile se l'amministrazione comunale non ci desse uno strumento di lavoro
che è un campo sportivo adeguato a quelle che sono le caratteristiche che deve avere una squadra che milita in campionati semiprofessionisti o professionisti. Per cui noi abbiamo un campo che cade a pezzi, cioè una struttura che cade a pezzi, un terreno che, per usare un eufemismo, cioè è un campo di patate, non abbiamo le torri faro, non abbiamo i sediolini come prevede la normativa per fare il professionismo. Allora ebbiamo a dire: sindaco, amministrazione comunale, se voi non siete in grado di attrarre quelle forme di finanza derivata per permettere gli interventi strutturali all'Esseneto, per cui voi avete visto ci sono i PNRR, ci sono tante di quelle situazioni per poter accedere ai finanziamenti e creare quelle condizioni che a noi ci permettessero di poter raggiungere l'obiettivo e fare un progetto vincente nel corso degli anni. Mi risulta che mi pare quale è stata la Nissa Caltanissetta abbia attratto dei finanziamenti, hanno fatto un campo importante. Mi risulta che Favara ha attratto dei finanziamenti, stanno facendo un campo importante, per cui non vedo perché il capoluogo di provincia, in un capoluogo di provincia come Agrigento, che è stata anche designata capitale della cultura nel 2025, tutto questo non fosse possibile. Per cui ebbi a dire: signori miei, se voi non siete nelle condizioni di poter fare un progetto, un programma che potesse dotarci di una struttura adeguata al progetto calcistico che abbiamo noi in testa, dateci a noi il campo sportivo e penseremo noi a fare tutte quelle mancanze che l'Esseneto ha, perché obiettivamente l'Esseneto ha queste mancanze. Voi giornalisti me ne potete dare atto, voi quando venite nella vostra tribuna stampa rischiate la vita perché ci sono fili scoperti e in qualsiasi momento ci può essere un cortocircuito e mettere a rischio anche la vostra stessa vita. Poi domenica durante l'ultima partita di campionato abbiamo assistito ad uno spettacolo indecoroso. C'è gente che aveva pagato il biglietto in tribuna VIP 20 euro, con la pioggia, quella non era compresa la società non l'aveva compresa nel prezzo del biglietto, però questo è successo davanti agli occhi dell'assessore Giulia e davanti agli occhi del sindaco. Per cui dico, noi non ci arrocchiamo e non vogliamo fare guerra a nessuno. Noi abbiamo detto: signori miei, voi siete in grado di fare quelle migliorie al campo che sono necessarie? Se siete in grado siamo felici, ma se non siete in grado e noi per voi blocchiamo il progetto calcistico, datelo a noi. Ecco, la diatriba sta tutta qua. Io sono stato uno di quelli che ha contribuito a fare eleggere il sindaco, facendo anche una lista a favore del sindaco, per cui io non ho niente contro il sindaco, non ho niente contro l'assessore Ciulla, ma se c'è una incapacità amministrativa, questo bisogna dirlo. Cioè, il problema non è personale, il problema è strutturale, è di merito. Siete in grado di fare alcune cose, sì o no? Se siete in grado li fate e io sarò il primo ad andare in televisione e a dire: siete bravi. Se non siete in grado, fatevi sostituire da noi, ci penseremo noi a fare quelle cose che dovrebbero competere a voi. Tutto qua. Poi bisogna anche sfatare una leggenda, cioè il sindaco e l'assessore Ciulla fanno un grande errore quando loro parlano di Agragas, nel senso che il sindaco dice: l'Agragas gioca gratis. Non è vero, noi paghiamo un affitto per gli allenamenti, noi paghiamo un affitto
per le partite ufficiali, che poi questo affitto viene compensato con spese che dovrebbe fare il comune, che invece facciamo noi, è un'altra cosa. Ma noi l'esborso economico lo facciamo sempre, tenete presente, solo per la risemina dell'Esseneto in un anno ci è costato 30.000 euro, per non parlare poi di tutti quei lavori di pulizia straordinaria, per cui noi l'Esseneto lo paghiamo e lo paghiamo profumatamente. Poi l'assessore Ciulla deve anche capire, perché lui parla come se l'operazione messa a bando dell'Esseneto fosse un'operazione meramente commerciale. Non è così, non è così, non può parlare un assessore in quei termini. Oggi l'Agragas svolge un ruolo sociale, oggi l'Agragas fa divertire 5.000 persone. Oggi l'Agragas prende 300 bambini e gli dà da vivere un sogno. Gli dice: no, tu non devi andare a drogarti, a vendere droga o a fare le liti notturne, che ormai è diventato lo sport agrigentino, la lite notturna. Tu devi venire a giocare a calcio o fare altri sport, perché tutto questo allontana i ragazzini dalle devianze e dalla criminalità organizzata. Ecco, se i signori amministratori capiscono che il ruolo dell'Agragas non è un ruolo commerciale di business, perché voi tutti sapete che in queste categorie business non se ne fa, ma è un ruolo sociale, e dovrebbero parlare diversamente, dovrebbero dire: noi diamo il campo all'Agragas, invece di dare poi 50.000 euro a Macari, che non so a che cosa è servito, dessero 50.000 euro, ma non all'Agragas, ma ai ragazzini, a dargli il vestiario, perché ci sono delle famiglie che non possono mandare figli alle scuole calcio. Mi segui? Io credo che farebbero una cosa più importante e più positiva di dare 50.000 euro a Macari. Farebbero e svolgerebbero un ruolo sociale come un'amministrazione seria dovrebbe fare. Tutto qua. Io oggi sto parlando da presidente dell'Agragas. Può darsi che in questi giorni parlerò da proprietario imprenditore, o può darsi che parlerò anche da cittadino, per fare chiarezza su alcuni fatti e misfatti che esistono in questa città. Ecco, oggi voglio parlare da presidente dell'Agragas e voglio parlare di prospettive. Io, fino a qualche giorno addietro, prima della vittoria finale, non sapevo cosa fare, se abbandonare l'Agragas, se rimanere nell'Agragas, se vendere il titolo, se ero così in balia delle onde. Poi domenica ho visto più di 5.000 persone allo stadio, ho visto bambini piangere per l'Agragas, mi sono emozionato e ho fatto una riflessione con me stesso, e oggi vi posso assicurare che io non me la sento di lasciare l'Agragas. Anzi, voglio creare le condizioni, perché nella mia vita ho fatto delle cose, alcune le ho indovinate, altre le ho sbagliate, però le ho fatte sempre da vincente. Non sono mai stato un mediocre, ho sempre puntato in alto, alcune volte ci sono riuscito, altre volte no, ma ci ho messo sempre la buona volontà per arrivare in alto. E questo voglio fare in Agragas, partendo anche da quest'anno. Per cui se ci sono persone di buona volontà che lo dimostrino, come l'ho dimostrato io, vincendo il campionato da soli, eravamo 4 amici al bar, come si suol dire, e abbiamo vinto il campionato. Non avevamo dietro le nostre spalle i gruppi di potere, i gruppi finanziari, la politica che ci foraggiasse. Eravamo 4 amici al bar e abbiamo vinto il campionato. Noi facciamo i fatti, non facciamo solo parole. Per cui qualcuno nell'ambito dell'amministrazione comunale evitasse di fare diatribe con Deni e prendesse degli impegni seri. 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo fa, alcuni tifosi mi hanno chiamato, mi hanno detto: il sindaco ci ha stretto la mano e ci ha detto che entro un mese il bando sarà operativo. Sono passati 3 mesi e mezzo, non mi sembra che questo bando sia operativo. Per cui, ripeto, questa è l'ultima frase che io voglio dire, metto da parte la polemica. Io sono qua, sono pronto a creare le condizioni per un Agragas vincente, ognuno faccia la sua parte, ma questa volta
ognuno deve fare la sua parte, la deve fare per davvero, prendendo impegni pubblici e facendo dichiarazioni ufficiali di quello che vogliono fare con l'Agragas. Dopodiché io ci sarò e ci sarò per sempre. E dico un'altra cosa, 1 anno e mezzo fa qualcuno, qualche assessore in pompa magna andò in televisione e dichiarò ai media che c'era un finanziamento di 1.750.000 già operativo, pronto ad essere cantierabile. Sono passati 2 anni, non mi sembra che questo finanziamento ci sia o sia in atto, per cui ecco, le bugie mettiamole da parte. Se vogliamo fare le cose tutti insieme, mettiamo da parte tutte quelle cose che possono danneggiare l'Agragas e facciamo un passo indietro tutti. Io sono pronto a farlo, se gli altri non raccontano più bugie, non ci prendono in giro. Grazie a tutti voi.